Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Oggi è giovedì 4 aprile 2024 e con Fabio oggi abbiamo fatto una gita un po' particolare. Siamo arrivati a metà gita, vero Fabio? Perché? Sì Dario, perché siamo partiti dalla località La Rossa, poco sopra Sospirolo, e siamo saliti fino alla Casera Nusieda a 963 metri e adesso piano piano siamo scesi poi per il Viazza dei Contrabbandieri, ma siamo solo arrivati a metà strada Dario, sai perché? Perché dove siamo qua? Perché adesso qua siamo arrivati al Bar La Soffia, dove stamattina proprio all'inizio del lago del Mis, dove stamattina abbiamo posizionato le due biciclette e adesso dobbiamo Tornare indietro, fare tutto il lago del Mis e tornare alle Rosse. Sì. Non solo trekking ma anche gravel. e anche grave. Un bellissimo giro proprio da fare, ve lo consigliamo assolutamente. Cari amici camminatori, pellegrini, viandanti, oggi biciclini anche. È la prima volta che unisco la bici al trekking, grazie al Fabio. Del resto sciropparsi 12 km di asfalto, ci siamo portati la bici. Comunque bellissima, vero Fabio? E anche la location, guardate dietro di me, La il lago Valle del del Mis, la Valle del Mis, con questa bella strada. Purtroppo il cielo si è annuvolato, il tempo meteo non è dei migliori, però non piove. Abbiamo trovato tantissima acqua, come avete visto oggi lungo il nostro viazzo, interessantissimo. Dobbiamo dire però che la grande sorpresa di oggi, e ve lo diremo dopo l'ennesima galleria, la grande sorpresa di oggi, che poi non è una sorpresa, sono le zecche. Vedete, le zecche sono come il cane da guardia della Casera Nusieda, una delle location più belle, più accoglienti, dove si può dormire, si può mangiare, si può bivaccare, ma solo per pochi, per i coraggiosi, per quelli che in qualche Il resto modo... qui ai Monti del Sole cosa vuoi? Le zecche sono di casa e noi avevamo nostalgia Dario. Beh, sui vestiti ne avremo non so quante, vedremo stasera quante ne avremo sulla pelle. Ecco, e comunque Monti del Sole vale sempre la pena. Ragazzi, dalla bicicletta che Fabio mi ha imprestato è tutto, alla prossima, ciao! Ciao!